Fiori d'arancio in Brasile, lettere e polemiche a Treviso. La trascrizione nel registro dello Stato civile dell'Unione, celebrata all'estero tra Franco Figuera e Joy Fernandez, ha provocato l'immediata ma attesa reazione della prefettura e la pronta missiva polemica da parte del tutore della famiglia tradizionale trevigiana da sempre. Io adesso ho preso penna e calamaio, ho scritto al Presidente nazionale e al Vescovo di Treviso affinché prendano provvedimenti. Balzato agli onori delle cronache nazionali per le pesanti e colorite esternazioni sulle coppie omosessuali, non poteva trattenersi l'ex sceriffo dal commentare la decisione del sindaco Giovanni Manildo e dal tirare in ballo anche il vescovo Monsignor Agostino Gardin. Dovrebbe anche entrare nel vivo il Vescovo di Treviso, che stranamente tace. La curia trevigiana preferisce rimanere in silenzio. Chi invece farà presto sentire la propria voce sarà la rappresentante del governo. Il prefetto Maria Augusta Marroso ha infatti già acquisito tutta la documentazione, il testo della trascrizione, le motivazioni del sindaco, le richieste presentate dalla coppia attraverso il legale Alessandra Del Giudice. E appare già scontato che il prefetto chiederà l'annullamento dell'atto e a quel punto la questione, considerate le parole e la posizione del sindaco, finirà davanti al tribunale amministrativo. Non si torna indietro. Non si può tornare indietro perché è la storia che non torna indietro. Felice della decisione l'assessore del registro Anna Cabino. Con questa scelta per lei Treviso fa un passo avanti nel rispetto dei diritti civili e sulle scritte apparse ieri sera fuori dalla sua abitazione si dice serena. Sono scritte che non depongono certo a favore dell'intelligenza di chi le ha segnate, perché indicano profonda intolleranza e profonda ignoranza.